Presentiamo l'accordo tra la Federico II e il Roboit, che è il polo nazionale per il trasferimento tecnologico dedicato alla robotica. La Federico II è un'eccellenza nel campo della robotica, sia per quello che riguarda la ricerca ma anche per il trasferimento tecnologico, uno dei poli di eccellenza in Italia, e questo accordo ci consente di colmare un divario che è quello di riuscire a trasferire rapidamente i prodotti delle ricerche, le idee dei ricercatori a un contesto, di selezione serio, di implementazione sul mercato. In questo i nostri partner CDP Venture ci daranno una mano importante, loro hanno questo processo come obiettivo, quindi questo accordo rappresenta per noi una porta che si apre verso l'implementazione delle tecnologie robotiche che oggi, come sappiamo, sono estremamente trasversali, un'implementazione che porterà sicuramente delle novità che andranno anche sul mercato e miglioreranno la vita delle persone. Roboit è il primo polo per il trasferimento tecnologico nella robotica. È un'iniziativa che è promossa da CDP Venture Capital insieme a un partner di investitori che sono Pariter Partners. La cosa significativa è che Roboit è un modello hub e spoke, in cui l'hub è l'Istituto Italiano di Tecnologia e i 3 spokes sono 3 atenei selezionati dove c'è un'eccellenza nel settore della robotica a livello nazionale. Parliamo della Scuola Sant'Anna di Pisa, dell'Università di Verona e della Federico II. Il programma è partito da qualche mese e oggi noi abbiamo gli amici di CDP e di Pariter a Napoli in una fase di scouting, cioè alla ricerca di idee che provengono dai laboratori di ricerca e che possono essere oggetto di prototipazione e quindi poi successivamente di commercializzazione col ciclo del trasferimento tecnologico.